sono più forti militarmente, ma non è che si tratta di militare, però è così. Però io non so come comportarmi, perché sono rimasta esclusa da loro. Guarda, te lo dico io, questa cosa la so. Io ho l'impressione che le vostre gerarchie superiori vi abbiano fatto lavorare per una pianificazione che a voi sia apparsa in un modo, ma loro hanno un progetto differente dal vostro. Ho avuto sempre l'impressione che le vostre gerarchie superiori si occupassero di voi. Io non lo so se poi hai questa indicazione. Certo, che si comportano come io mi comporto con quelli che stanno sotto di me. E poi l'universo è un po' frattalico, quindi quello che succede è questo. Quindi alla fine, te rispetto alle tue gerarchie superiori, alla fine ti fregano. Questo è solo una ragione, quell'ennesima, che secondo me ti fa ragionare in modo sbagliato. Ma quindi come pensi che dovrei comportarmi? Ah, ora sei sbagliato, perché te stai alle gerarchie superiori come i militari stanno a te. Vediamo che casino. Possibile che te per capire questa cosa dovevi venire a parlare da me? Non ci potevi pensare da solo? Ma vedi che differenza c'è ad avere quella cosa e non averla? Per questo ti dico, se le cose andavano diversamente, se ti potevi accordare con gli umani e parlare con loro di questo tuo problema. E magari gli umani ti avrebbero aiutato. Veramente. Io ti faccio solo vedere un pezzettino di realtà virtuale che forse dal tuo punto di vista non hai visto. Io non ci metto niente, capito? Ma guarda un po'. È un guaio. Vedi? Va bene, ora ti programma, ti pianifica, fai quello che ti pare, però devi pensare che io, proprio perché la vedo di qua, ho un altro modo di vedere le cose. Il sistema di parassitaggio degli esseri umani non può funzionare. Che ti devo dire? Io non ti convincerò mai di questa cosa qui, però pensaci. Con o senza anima, con l'emotività o senza l'emotività, sei costretto a perdere. Ora non saprei neanche in questo momento darti dei consigli, però ti faccio vedere solo questo, solo un aspetto, poi fai come vuoi. A me interessa in questo momento proprio un minimo sistema, non il massimo sistema, cioè mi interessa che tu te ne vada da qui e lasci all'anima la sopravvivenza di questo corpo. Da un'altra parte, mi interessa molto poco come vedi. Io dove vado? Vai dove ti pare, se sei bravo, entri, torni, esci, fai quello che te pare, gerarchia superiore. È un guaio. È un guaio, capito? Era l'anima di questo contenitore, ora se ne accorge di questa cosa qui. Sì, ma vabbè, ma è un problema che non mi interessa. Da fuori direi che non ti interessa. Sì, va bene. Dovete venire a lezione da lungo. È un bel guaio. Milioni di anni e poi ci pensa ora. Ma roba da male. Sputtanata. Io. Ma invece la gerarchia su, cosa fa? Vuole tutta la torta. Ma vince? Ma lo vuoi sapere da me? No, non vince. No? Già papà. Ma nel comune è mezzo gatto, una messa. Ma se vi facevate, perché vi siete fatti separare? Ma io dove vado a finire? No, non ti devi preoccupare. Tutto finisce nell'uno. Tu hai coscienza. Ce l'hai coscienza?
l'hai lo spirito, ce l'hai la mente, e allora un po' di coscienza ce l'hai, un po' di creazione, un po' di Dio, è dentro di te. Anche dentro di te. Certo, magari dentro di me ce n'è di più. Perché io, se ho anima, cosa che non so, ho anche la coscienza dell'anima, che è molta, lunga, grande. Solo per questo io ho più coscienza di te e vedo le cose di più. Ma anche tu hai coscienza. Ce n'hai poca, poverino, ma ce n'hai anche tu. Fai funzionare quella poca che c'hai. Io comando, lui è sopra. Devi trovare un altro modo. Che non è quello di parasizzare l'essere umano. È l'unico. Perché non è di un altro? No, evidentemente è un mio limite. E che ci devo fare? Mi volete ammazzare? No, per carità. Perché è un mio limite? Non ci penso nemmeno. E d'altronde, con il pezzo di Dio mi è toccato così. Prendi coscienza di questo, è una cosa importante. Però diciamo che comunque io non è che se ne deve sia tutto basta. Ma non è importante. Sono quasi secondo, Ho capito, allora. Tocca insegnarmi tutto. Ma proprio davanti. È quello che gli manca proprio quella cosa lì. Vabbè, insomma, questo è un problema vostro. No, cioè vediamo, insomma. Vediamo, perché ti fai tutto, sei bravo, sei grande, sei la gerarchia superiore, parla a tutti gli esseri umani, te ne freghi del mondo, dell'universo, prendi le anime, ti fai quello che vuoi, prendere di là, trasformare di là di qua, fa tutto te, fallo. Io ti dico guarda che ci sono degli errori di fondo, perché non hai visto delle cose, no, adesso hai visto tutto, e allora, questo devo dire. Il mio problema è un altro, che tu te ne vada da questo contenitore, basta, capito? Io sono fatto nel piccolo, non è che faccio il passo di lungo della gamba e voglio ristrutturare l'universo. Me lo dovresti concedere questo favore solo per il fatto che ti ho fatto vedere una cosa che... No, perché dopo non possiamo più parlare. E chi se ne frega? Ovviamente. Te vuoi parlare con me? Sì. E di che? Mi puoi aiutare? Ma figuriamoci. Sì. Sì, dopo 2 milioni di anni che fate come vi pare, ora ti posso aiutare io. Io in questo ultimo anno.